Eccoci qua, allora Andrea Canghero, tutto pronto per quanto riguarda la tappa dell'Ussari, però oggi si ricorda la figura di suo papà. Ecco, non è così semplice in tutti i sensi sostituire un uomo come Enzo Canghero, perché ha seminato, ha lasciato, ma soprattutto era sempre uno che pensava prima e faceva subito dopo. Sì, ha ragione, difatti io penso che lui sia in effetti insostituibile, è una figura che mancherà molto a tutto il territorio, mancherà alla nostra regione, ovviamente mancherà alla mia famiglia, a me in particolare, però certo non possiamo stare fermi, pur nella sua mancanza forte dobbiamo andare avanti proprio per lui, perché lui ci avrebbe detto di andare avanti e di proseguire nel suo cammino. Ecco, nel mio piccolo cercherò anch'io di proseguire con i suoi insegnamenti, grazie ai suoi insegnamenti e ricordando tutto quello che ha fatto e onorando il suo lavoro con il lavoro che potrò fare anch'io da qui in futuro. Poi si semina bene perché all'interno del Città Fiera si ospita una mostra dedicata al grande pirata e si è ricordato anche la figura del grande Enzo Canghero. Come ho detto prima, tra i due c'è un parallelismo, tutti e due sfidavano il massimo, ciascuno nella sua attività, Pantani sulle vette o sulle discese o contro il tempo e comunque sempre cercando di superare se stesso. Enzo Canghero in tutte le sue manifestazioni, in tutte le sue attività è sempre stato uno che non si accontentava mai e voleva sempre alzare l'asticella, voleva sempre fare meglio, non era mai contento, diceva sì, io vi fa bene, però si può fare di più e si può fare di meglio. E questo credo sia il messaggio che ci lascia Enzo Canghero nella la sua eredità. Cosa dobbiamo dire? Bella iniziativa in ricordo di due grandi campioni, da una parte il pirata, dall'altra parte Enzo Canghero. Sì, diciamo che in un tempo come questo sicuramente questa è un'occasione per sottolineare l'impegno di due persone che purtroppo non ci sono più, ma che hanno lasciato un segno di determinazione, di impegno personale. Un grande omaggio allo sport, ma anche un grande omaggio, soprattutto con Enzo, al Friuli, e quindi credo che noi dobbiamo guardare avanti e guardare a questi esempi che ci sono stati, che ci dicono che anche le cose che sul momento non sembrano possibili si possono realizzare. Insomma, come avrebbe detto lui, sempre in avanti e non da uno. Sempre in avanti, sì, chi avanti in denant e chi avanti fuori al portone di casa, perché il cortile è massa piccolo. Tante ore di lavoro, giorni e mesi, ma la passione non costa nulla perché a chilometro zero si realizza, no? Sì, sono quelle cose che non ti pesano, le ore non si contano e forse se vogliamo neanche i soldi spesi o l'impegno che c'è stato. Per me l'idea era nata con l'idea di fare qualcosa per Tonina. Mi ricordo un'intervista del 2019 dove diceva sono tutti che ricordano mio figlio, ma noi è come se non esistessimo. E allora ho pensato, ma io cos'è che potrei fare per questa signora? Allora abbiamo pensato di scrivere in maniera plastica, quindi raccogliendo proprio le bici, la storia delle biciclette, di come erano fatte, di come erano montate una a una, perché è un tassello che mancava nella conoscenza del mondo di Pantani e oggi l'abbiamo fatto in questa mostra, l'abbiamo messo su un sito e la proprietà intellettuale di questo sito l'abbiamo regalata ovviamente a Tonina, che come è giusto che sia, insomma, sono cose sue. Ecco, la mostra rimane aperta fino al 4 giugno, visitabile gratuitamente. Certo. E mi permetto di dire qui veramente si respira il ciclismo con la C maiuscola. Beh, allora, in questi primi giorni, vedete siamo in mezzo a un negozio, abbiamo diverse persone che passano e abbiamo contato più di 6.000 passaggi di persone che vengono un po' da ovunque e sono chi conosce molto bene l'argomento, ma chi è solo appassionato. E io sono rimasto molto sorpreso a vedere anche dei giovanissimi che conoscono alla perfezione i montaggi e hanno potuto apprezzare il lavoro, o delle persone, un colombiano, un venezuelano che sono molto appassionati di ciclismo, che si sono commossi a vedere questo ambito di Pantani, e anche chi non ne sa molto, però basta che veda una bandana e si commuove.
Dietro di noi c'è la mostra di Marco Pantani, ma oggi abbiamo voluto ricordare un altro grande, il pirata delle organizzazioni, verrebbe da dire, Enzo Canaro. Sì, Enzo, un amico fraterno, una persona e un uomo enorme, aggregatore, organizzatore. Enzo inventa a livello mondiale la transenna umana. Non servono sullo Zoncolan, sulle affascinanti vette delle nostre montagne, le fredde transenne meccaniche. No, Enzo, da grande aggregatore, porta centinaia e centinaia di alpini con tanto di cappello e di volontari della protezione civile con le loro divise a darsi la mano e a fare da transenna umana. Enzo è un organizzatore perfezionista. Ho un ricordo che non ho fatto qui durante la serata a ricordo di Enzo Cainero. Una tappa del giro, l'ultima tappa del giro ciclistico femminile, poco prima del Covid, partiva da Tricesimo e arrivava sullo Zoncolan. Le donne sullo Zoncolan. Van Vleuten, la campionessa olandese, che mette solamente 5 minuti in più a scalare lo Zoncolan di Chris Froome, campione formidabile. Sono a Tricesimo, faccio parte del club di Elena Cecchini di San Marco di Merito di Tomba, mi chiamano per salire sullo Zoncolan, avevano un posto in macchina, all'improvviso arriva Enzo, ci salutiamo e lui ai componenti del club Elena Cecchini dice: vi ho lasciato l'acqua sotto il pino prima del bivio della Malga Pozzoff a 2 chilometri dalla vetta dello Zoncolan. Allora io mi sono chiesto, ma come fa uno che sulle spalle ha 100.000 responsabilità a ricordarsi di noi e a lasciarci l'acqua da bere in una giornata torrida sullo Zoncolan? E infatti siamo scesi a Malga Pozzoff, a piedi abbiamo fatto i 2 chilometri che mancavano, bevendo l'acqua di Enzo Cainero, in questa giornata di cui avevamo bisogno di bere. Ecco, questo è Enzo Cainero. La voragine che ci ha lasciato va colmata assolutamente. Serve uno squadrone, serve che il suo successore abbia spalle larghissime. Però Enzo non solo non va dimenticato, ma va assolutamente copiato, come diceva lui. A questo mondo tutto si può copiare tranne un territorio. Parole del saggio Enzo Cainero.